Mostra il polso ferito l'anziana signora, classe 1937, appena rientrata a casa dopo un pomeriggio da incubo e una notte passata in ospedale. Il nipote, un ragazzo di 23 anni con qualche problema sotto il profilo psicologico, l'ha aggredita brutalmente in cucina, mandandola a terra e procurandole diverse lesioni al volto e alla mandibola. Una lite nata per una banale discussione. Pare che il giovane fosse molto scontento della sua posizione lavorativa e che si fosse lamentato con i nonni, che avrebbero risposto semplicemente di continuare ad avere pazienza e cercare altro. A quel punto non è chiaro cosa sia passato nella testa del giovane, fatto sta che ha spinto la donna a terra e ha poi alzato le mani anche sul nonno, 81 anni. Sentendo le urla sono intervenuti anche i vicini di casa, ovvero il padre del ragazzo, figlio della coppia, e la nuora, che hanno chiamato carabinieri e SUEM prima di prendere anche loro qualche ceffone. Il giovane è stato ricoverato immediatamente all'ospedale di Conegliano, mentre i due anziani sono stati trasportati a Vittorio Veneto, dove la 78enne è stata tenuta sotto osservazione tutta la notte. È rientrata a casa solo il giorno dopo, molto provata, visibilmente scossa, ma senza parole dure contro il nipote. Ha raccontato che mai prima d'ora aveva fatto una cosa del genere e ancora non si spiega come sia successo. Parole di conforto sono arrivate anche dalla sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Balliana, che ha offerto l'aiuto incondizionato da parte dell'amministrazione.